Rose bianche, lacrime e commozione, più di 1000 le persone nel pomeriggio al capannone di Brondolo di Chioggia per l'addio alla famiglia Scarmanati, morta nel rogo di casa. E saranno celebrati venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Salgareda i funerali di Davis Marson, il giovane di 28 anni morto nell'incidente del pomeriggio di Pasquetta a Noventa di Piave. A un solo mese di distanza dalla violenta aggressione arrestato l'accoltellatore dell'imprenditore bengalese di Corso del Popolo a Mestre, operazione della Questura di Venezia. Preso ed espulso il nigeriano autore di diverse spaccate lungo via Piave a Mestre, a incastrarlo le ultime 2 di fine marzo scorso, quando era stato immortalato dalle telecamere del patronato CAF. Movida violenta in via Palazzo Mestre, l'assessore incontra i comitati di residenti che si troveranno con il prefetto il prossimo 17 aprile a Venezia. Biennale 2024 con il padiglione Venezia che diventa la nuova casa di artisti e rifugiati, verrà visitato anche da Papa Francesco in occasione della sua visita il prossimo 28 aprile. Il tenore mestrino Luca Minnelli passa tutte le selezioni e arriva in finale venerdì, l'ultima puntata Verità in diretta per capire come andrà a finire per il Bocelli di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano le lacrime e la commozione, l'ultimo saluto alla famiglia Scarmanati Boscolo che era morta nella sua abitazione di Chioggia. Ricorderete quel tragico rogo che aveva colpito un'intera comunità. È lutto cittadino oggi a Chioggia, più di 1000 le persone sedute con compostezza e rigoroso silenzio al capannone dell'ortomercato di Brondolo per l'ultimo saluto alla famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel tragico rogo di casa nella notte della Domenica delle Palme. All'interno del capannone le 3 bare, una accanto all'altra, tutte identiche con le stesse rose, bianche per Gianni, 64 anni, la moglie Luisella Veronese, 59 anni e il loro figlio Davide, 27 anni. In disparte, prima in piedi in un angolo, poi seduto in prima fila, l'altro figlio della coppia, Fabio. Era stato lui a proporre il capannone come luogo per l'esequio dei suoi familiari, visto il forte legame del padre con il territorio clodiense, in particolare con il mondo agricolo e della ristorazione. A celebrare l'omelia il vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin. I volti e le storie di Gianni, Isella e Davide ci hanno accompagnato lungo tutta la settimana santa. Il dramma della passione e della morte di Gesù li abbiamo vissuti con loro, abitati dal dolore di Fabio e degli altri familiari. Commovente e molto partecipato il ringraziamento del vescovo di Anina a quanti hanno cercato di mettere in salvo la famiglia con coraggio e amore gratuito, dice. E con tanta generosità hanno chiamato, si sono attivate, hanno cercato di raggiungere con una scala il piano superiore, ma era troppo tardi. Vogliamo tutti dire un grande grazie a queste persone per il loro coraggio, un segno grande di amore gratuito alla vita. Dall'altare anche la commozione degli amici di Isola Verde del camping nel ricordo di Davide, nel cercare di dare conforto all'unico superstite, il fratello Fabio. È sempre stata una persona che non ha mai chiesto niente e che ha dato tutto a tutti. È stata una persona che ha messo a disposizione le sue risorse, i suoi spazi, casa sua, ci ha aperto le porte di casa sua. Esequie anche con le alunne della quinta E di Luisella e con il pianista fuori posto Paolo Zanarella, amico della famiglia, e con tante autorità e il sindaco. Una comunità riunita e sappiamo, insomma, una tragedia che ha colpito non solo purtroppo la famiglia loro, ma un'intera città.
E saranno celebrati venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Salgarede i funerali di Davis Marson, il giovane di 28 anni morto nell'incidente del pomeriggio di Pasquetta, a 90 di Piave. Il feretro arriverà in chiesa dall'ospedale di San Donà di Piave, dove la salma del ragazzo morto sul colpo è stata trasferita dal luogo del tragico sinistro. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello Loris. Domani sera alle 19 il rosario sempre in chiesa a Salgareda. La cronaca sindacale ora, con la protesta dei lavoratori portuali. Tra le principali richieste un adeguamento salariale atteso da fin troppo tempo. Stamattina abbiamo deciso di fermarci tutti quanti insieme per ottenere delle risposte dal Presidente dell'autorità portuale. Sono 2 anni che manifestiamo e protestiamo per ottenere delle risposte certe. Dallo stato di agitazione allo sciopero a oltranza. I lavoratori del porto di Venezia, riuniti in assemblea, hanno deciso che la misura è colma. Una delegazione si è immediatamente spostata in presidio davanti alla sede dell'autorità di sistema portuale a San Basilio. In primo luogo si chiede un adeguamento salariale, perché le retribuzioni sono ferme da troppo tempo. È difficile la vita di un lavoratore del porto dal punto di vista economico? Ma è difficile perché i costi della vita sono aumentati in maniera spaventosa e le paghe sono rimaste quelle che sono. È da 12 anni che non si adeguano le tariffe e quindi chiediamo una tariffa giusta, congrua con i stipendi dei lavoratori attualmente in vigore. Non ritorneremo al lavoro finché non ci sarà dato quello che ci spetta, dalle tariffe al rinnovo del pool della manodopera, perché siamo stufi dopo tanti anni che stiamo trattando e che qua le cose non vanno avanti. I lavoratori sono preoccupati anche per questioni che riguardano la portualità in generale. Il rinnovo del contratto di categoria, ad esempio, appare ad un punto morto, tanto che sono stati proclamati scioperi anche a livello nazionale. Tutte questioni cui fa da sfondo un contesto geopolitico che genera inevitabilmente uno stato di incertezza diffusa. Abbiamo necessità di concretezza, abbiamo necessità di raggiungere un risultato. 1 anno fa noi abbiamo fatto 3 giorni di sciopero per poter ottenere certezze rispetto alla procedura relativa ai 2 bandi di gara. I 2 bandi di gara non sono ancora stati emessi. Abbiamo troppi elementi ancora, troppe tessere ancora da sistemare in questo scacchiere. Abbiamo la necessità di portare a casa qualcosa, i lavoratori ce lo chiedono. Ritorniamo alla cronaca, c'è un importante aggiornamento. A un solo mese di distanza dalla violenta aggressione arrestato l'accoltellatore dell'imprenditore bengalese di Corso del Popolo a Mestre, operazione della Questura di Venezia con il plauso dell'assessore alla sicurezza del comune. È stato arrestato e messo in carcere l'aggressore del barista del titolare di Corso del Popolo. E l'assessore alla sicurezza del comune di Venezia, Elisabetta Pesce, applaudere l'operazione che a poco più di un mese dalla violenta aggressione con accoltellamento all'imprenditore bengalese ha permesso ai poliziotti della Questura di Venezia di scovare, fermare e arrestare l'accoltellatore di 32 anni di nazionalità rumena, residente a Campalto, su cui dal 26 febbraio scorso pendeva l'ordinanza di custodia. Eccolo nel video dell'accoltellamento con il litigio a sangue di fine febbraio scorso. Corso del Popolo, Mestre, sono da poco trascorse le 18:30. L'aggressore, corpo robusto e annebbiato dal tanto troppo alcol in corpo, vuole gli venga servito ancora dell'alcol e non vuole pagare il conto, anzi è lui a pretendere, minacciando, gli venga consegnato del denaro. Per questo estrae il coltello a serramanico tenuto fino a quel momento nascosto dentro una delle maniche della maglia e colpisce i 2 cugini. È il proprietario Abur Kasam di Tel Santo ad avere la peggio. Arriverà al pronto soccorso con il volto insanguinato per il profondo taglio alla testa. Tarek, il cugino, ferito invece solo di striscio. Questa è l'ennesima comunque testimonianza del lavoro che viene fatto sul territorio per quanto riguarda la sicurezza. Ringrazio la Questura. E a proposito di sicurezza, sempre a Mestre è stato espulso un nigeriano autore di diverse spaccate. La polizia ha rintracciato un cittadino di nazionalità nigeriana sospettato di numerose condotte delittuose che gli erano valse, oltre a diverse denunce, anche un foglio di via obbligatorio dalla città di Venezia emesso dal questore.
In particolare, verso la metà di marzo avrebbe tentato delle spaccate ai danni di alcuni esercizi pubblici. Nei confronti dell'uomo, irregolare in Italia e con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato disposto un provvedimento di espulsione seguito immediatamente ad un trasferimento al CPR di Gradisca di Sonzo. La questura sottolinea come quest'ultimo accompagnamento di uno straniero irregolare con vari precedenti penali si aggiunga ai precedenti 21 effettuati dalla Polizia di Stato di Venezia da inizio anno, cui devono sommarsi 91 provvedimenti di espulsione e 9 rimpatri diretti nel territorio di origine effettuati dalla Questura di Venezia. Un dato in netto aumento rispetto a quello dell'anno precedente. Nei primi mesi del 2023 erano state effettuate 65 espulsioni ed un rimpatrio. Ritorneremo a Mestre fra pochissimo. Prima però un'operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha riguardato padovano e veneziano, un'operazione contro il doping. Appena uscito dalla palestra nel borsone una fiala di un potente farmaco dopante. È partito tutto dal controllo stradale di un 60enne padovano firmato a Pontevigo d'Arzare e il sequestro di anabolizzanti fatto dalla Guardia di Finanza di Padova, che dopo aver individuato un automobilista trovato in possesso di una fiala di un farmaco ad azione dopante è riuscita a risalire al fornitore, un personal trainer di 29 anni di Campolongo Maggiore. In casa del giovane preparatore atletico che è stato denunciato, i finanzieri hanno trovato altri 11 flaconi contenenti un ormone generalmente utilizzato dagli atleti per aumentare la massa muscolare e la performance fisica, nonché di ridurre il tessuto adiposo. Il prodotto, venduto a prezzi che possono arrivare fino a 500 euro a fiala, è una sostanza classificata come proibita nella lista dell'Agenzia Mondiale dell'Antidoping. Il farmaco dopante viene utilizzato per migliorare le prestazioni sportive, ma è molto dannoso per la salute. In casa del personal trainer anche siringhe e materiale per la somministrazione oltre a 3.000 euro in contanti. Il preparatore atletico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e di Venezia per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Vi dicevo prima che saremo ritornati a Mestre, eccoci dunque, il servizio è pronto, parliamo di movida violenta in via Palazzo. Noi domani saremo al comando dei vigili della polizia locale col dottor Franzoi, facendo il punto proprio in diretta, si può dire, di questa situazione, e il 17 aprile saremo dal prefetto. Così il presidente mestrino dei comitati cittadini no al degrado e alla mala movida segna sul calendario gli imminenti appuntamenti per tracciare un punto contro gli ultimi episodi di degrado registrati proprio nel cuore di Mestre, qui in via Palazzo, con l'accoltellamento prima e la violenta rissa di pochi giorni fa. Residenti che chiedono una regolamentazione anche contro i violenti schiamazzi notturni e derivanti dai locali e localini presenti nell'area. Misure già prese dall'assessore al commercio che annuncia: l'ordinanza la rifaremo sicuramente anche quest'anno e dovrebbe partire dal 15 di giugno fino al 15 di luglio e poi al rientro dalle vacanze, che un po' la città si svuota, dal 15 di settembre fino al 15 di ottobre. 2 mesi? Sì, sono solo 2 mesi perché le ordinanze sindacali si possono fare solo per 2 mesi all'anno. Abbiamo fatto una norma che prevedeva all'1:30 il fine della mescita, quindi non si potevano più servire i tavoli, e alle 2 la chiusura del locale. Dalla terraferma alla laguna per parlare di contributo d'accesso, ne ha parlato il sindaco con l'associazione Venezia Albergatori. Mancano poco più di 3 settimane all'esordio del contributo d'accesso a Venezia. Dal 25 aprile, in giornate di particolare afflusso, per chi arriva in città scatterà l'obbligo di prenotazione a pagamento o meno a seconda delle esenzioni. Ospite dell'Associazione Veneziana Albergatori nell'ambito del Venice Hotel Market, in una sala stipatissima, il sindaco Luigi Brugnaro parla per circa un'ora del provvedimento e della gestione dei flussi turistici in città. Tentiamo in qualche modo di difendere la città in qualche giornata dall'overturismo, cioè dal troppo pieno, per cui l'idea del contributo d'accesso non è un'idea per fare cassa, ma è quella per dire alle persone che magari abitano vicino se quel giorno là magari evitano di venire.
Cioè, se proprio devono venire, allora ci saranno quelli che sono esentati e devono prenotarsi però, e quegli altri che pagheranno 5 euro a testa. Ma l'idea è quella di difendere la città, l'idea è quella di renderla vivibile, di alzare la qualità della vita e anche della visita di Venezia. Brugnaro è in partenza per Roma, dove illustrerà il contributo d'accesso alla sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Il provvedimento è inedito, una novità assoluta, e ha acceso un vivace dibattito anche circa la sua fattibilità, che ha inevitabilmente diviso le opinioni. Come vedete il contributo d'accesso come albergatore? Con assoluto favore. È da tempo che anche i turisti pendolari contribuissero al benessere della città. 2 turisti su 3 che vengono a Venezia sono pendolari, portano poco e costano molto alla collettività. È giusto che lasciano qualcosa, un contributo. E poi inoltre questo è il sistema probabilmente per contenere i flussi. Ci si lamenta dell'overtourism, in alcuni giorni quando la città non è vivibile, benissimo, in quei giorni si paga per entrare e chi non vuol pagare certe cifre rimanderà la sua visita. Ci sono poi i temi della sanità pubblica, del diritto alla salute. A Mestre si prepara una mobilitazione per sabato. E oggi purtroppo la salute del cittadino viene in dipendenza a seconda della grandezza del proprio portafoglio. È stata ribattezzata Torniamo in piazza, la manifestazione regionale per la sanità pubblica, in programma a Mestre sabato 6 aprile, con ritrovo alle 14 alla stazione dei treni. La salute non è un profitto, si legge nel volantino di presentazione dell'iniziativa. La sanità pubblica è ciò che ci spetta. Ci aspettiamo una manifestazione partecipata come le altre, le abbiamo seguite tutte da Vicenza, che eravamo in 10.000, andando appunto per Padova e passando a Belluno, e adesso siamo a Mestre, ed è il motivo per cui abbiamo deciso come gruppi di minoranza di ospitare la conferenza stampa qui oggi, perché è importante che dal Consiglio regionale diamo un messaggio. L'appuntamento di Mestre cade in una data significativa, a ridosso della Giornata Mondiale della Salute e della Giornata Europea contro la commercializzazione della salute. Se la ricorrenza è internazionale, in Veneto vale ancora di più, secondo Salvatore Liard del Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica, che da tempo ha lanciato l'allarme. Siamo messi male, nel senso che il privato sta approfittando dei vuoti della sanità pubblica per aumentare i propri profitti con la crescita a dismisura di istituti, centri di sanità privata. Alla Regione, che rivendica impegno e stanziamenti di fondi a favore della sanità pubblica, Elena Ostanel, del Veneto che vogliamo, risponde con una considerazione facilmente verificabile. Il metro di paragone è le liste d'attesa, quindi il tema è: ci sono cittadini che chiamano il CUP e non riescono a trovare posto se non l'anno successivo per delle impegnative invece che avrebbero la priorità 30 giorni, quindi stiamo investendo troppo poco se questo è il dato che ci viene dato dai cittadini. E adesso spazio all'arte e alla cultura con la Biennale 2024, il padiglione Venezia che sarà visitato anche da Papa Francesco in occasione della sua visita che come sapete si terrà il 28 di aprile. Il nostro padiglione è una casa quest'anno veramente rinnovata e abitata, perché l'idea che abbiamo pensato quando ci è stato proposto questo tema appunto di stranieri ovunque, per me è stato proprio il capire invece che cosa vuol dire casa. Una casa per gli artisti, una casa per chi la cerca, perché è costretto suo malgrado a trovare riparo da quella d'origine. Sestante domestico è il titolo dell'esposizione del Padiglione Venezia in occasione della 60ª Mostra Internazionale d'Arte della Biennale, in programma dal prossimo aprile fino al 24 novembre. Perciò volevo esplorare quella emozione che avevo provato proprio in quel momento con il Papa e con le sue parole. E l'idea è quella di capire che cos'è per ognuno di noi casa, ma a livello affettivo, una dimensione differente, non geografica, non politica. Tra le opere in esposizione anche quelle dell'artista di Sarajevo Safezek, nel 1992, con lo scoppio della guerra, costretto a lasciare il proprio paese, la Bosnia-Herzegovina, e a rifugiarsi in Italia con tutta la sua famiglia. Prima a Udine, poi a Venezia, che diventerà la sua nuova casa, e qui che si ricostruirà una vita e una nuova attività. Alla fine ho scelto Venezia perché essere circondato in un certo momento da 5-6 lingue, vedere le facce
bocche aperte, guardano questa meraviglia, sono felici. Questa è una, posso dire, veramente unica città al mondo dove qualcuno viene a essere felice. Nell'alternanza di poesia e pittura, lo stupore e la gioia di Safežek nel racconto della sua Venezia ci ricorda di ricordarci del valore di tutti i valori, la pace nello scorrere dei diversi luoghi, nelle diverse stagioni e ore del nostro tempo, all'interno della nostra casa. E non si ferma davvero il tenore Luca Minnelli, conosciuto in città come il Bocelli di Venezia e Mestre, isole comprese. L'artista è arrivato infatti in finale al Talent Nazionale, lo vedete, The Voice Senior, conteso subito da tutti i coach giurati. Il tenore veneziano, figlio di un barbiere e di una cantante lirica, è arrivato in finale in squadra con il cantante Gigi D'Alessio, quindi in bocca al lupo al nostro Luca Minnelli. È davvero tutto anche per questa edizione da Venezia e provincia. Vi lascio al meteo, buona serata. Bentrovati al meteo. Graduale rinforzo dell'alta pressione, sinonimo di tempo stabile e rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 aprile ci mostra un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In pianura e nelle valli prealpine al primo mattino avremo locali foschie. Temperature in contenuto aumento, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 16 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, al pomeriggio però sarà probabile una maggiore nuvolosità sulle prealpi con anche delle deboli piogge. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube residua al mattino, ma che si dissolverà rapidamente lasciando spazio al sole. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 21. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.